Vado all'estero, tutte le opportunità in Europa per il mio futuro. Durante il convegno si è cercato di aiutare i giovani a comprendere come un'esperienza all'estero costituisca un'irrinunciabile occasione di crescita personale e professionale. Esperti relatori hanno illustrato le possibilità di mobilità offerte dall'Unione Europea. Testimonianza della nascita sul nostro territorio di Antenna Eurodesk, uno sportello a cui i ragazzi, giovani, meno giovani, studenti, lavoratori in uscita dalla scuola superiore, disoccupati o in uscita all'università potranno accedere per avere tutte le informazioni sulle opportunità di andare a studiare, a fare stage lavorativi o anche la possibilità di trovare un lavoro stabile all'estero. Incontri di orientamento professionale. Gli operatori dell'Informa Giovani hanno spiegato agli studenti delle classi terminali come affacciarsi al meglio al mondo del lavoro, che strumenti preparare, che servizi utilizzare, che canali seguire. Ampio spazio è stato dedicato a capire come alcune scelte possano influenzare fin d'ora la vita adulta che li aspetta. Gli interventi sono stati impreziositi dalle testimonianze di giovani imprenditori del territorio. Mettiamo in comune l'educazione finanziaria. Durante i 4 incontri, curati dal Movimento Consumatori, sono stati affrontati argomenti come la pianificazione del budget familiare, i rapporti con la banca, i risparmi e gli investimenti. Nasce da una difficoltà del mondo giovanile nell'inserimento del mondo del lavoro e soprattutto di accesso al credito e soprattutto anche nella gestione del credito, quindi questa iniziativa va a inserirsi proprio in questo contesto. Accoglienza delegazione intercultura. Una delegazione di studenti stranieri attualmente in Italia per un anno di studio attraverso l'organizzazione Intercultura ha trascorso la giornata del 29 marzo 2012 a Vittorio Veneto. Nel pomeriggio ha incontrato una folta rappresentanza di studenti degli istituti scolastici vittoriesi che hanno raccolto l'opportunità di potersi confrontare con coetanei provenienti da altre realtà. Giovani e impresa, consigli utili per la sopravvivenza nel mondo del lavoro. L'iniziativa si colloca all'interno del 4° congresso distrettuale Rotaract. Enrico Marchi, presidente di Save e fondatore di Finanziaria Internazionale Holding SPA, ha dato consigli su come acquisire quelle competenze trasversali a cui non si può più rinunciare. Per l'occasione, nell'atrio del teatro, sono stati allestiti gli stand di alcune aziende provenienti dal Triveneto e dell'Informa Giovani di Vittorio Veneto. Partecipiamo la comunità. Il progetto nasce in risposta al bando Giovani, cittadinanza attiva e volontariato della Regione del Veneto. I 17 giovani coinvolti nel progetto metteranno il proprio tempo a servizio della comunità, spendendosi in attività che potranno arricchire il loro curriculum. Meet Your Job. Le aziende incontrano i giovani. L'iniziativa ha offerto ai giovani l'opportunità di dare una risposta alle molte domande che accompagnano la loro ricerca di lavoro. 4 professionisti appartenenti ad aziende di diversa provenienza mettono a disposizione dei ragazzi il proprio tempo e la propria esperienza in colloqui individuali, così da permettere loro di capire quanto oggigiorno viene richiesto dalle aziende e quali strategie attuare per realizzare i propri obiettivi professionali. Professione artista.
Il dialogo con Davide Toffolo e Nico Vascellari ha offerto ai giovani del territorio interessati all'arte nelle sue diverse forme espressive l'opportunità di incontrare artisti e musicisti affermati a livello nazionale ed internazionale, per interagire direttamente con loro e ricevere la testimonianza di chi ha saputo trasformare la propria passione per l'arte in professione. Infoday sul programma Gioventù in Azione. Seminario informativo sulle opportunità che l'Europa offre ai giovani attraverso il programma Gioventù in Azione. Alla giornata hanno partecipato il presidente di Eurodesk Italy, una rappresentante dell'Agenzia Nazionale Giovani e alcune ragazze provenienti da Germania, Montenegro e Serbia che si trovano in Italia per un'esperienza di servizio volontario europeo. Se vi interessa fare un'esperienza formativa in un altro paese, cioè al di là del turismo, andate in uno sportello Eurodesk, quello più vicino a voi, dove trovate un operatore che vi saprà consigliare, orientare e anche magari aiutare nel preparare un progetto.